Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Cari amici, buonasera e benvenuti in ascolto del web giornale Edar Production Isole Sparse Renato De Paoli. Oggi è mercoledì 10 novembre 2010. Andiamo a cominciare dalle notizie che più riguardano vicino a noi, che ci riguardano più da vicino. Gli aiuti agli alluvionati. Ormai è una messe di comitati che nascono per aiutare gli alluvionati veneti, e poi parleremo anche del comitato alluvionati 1 e 2 novembre 2010. Allora, gli aiuti, i primi soccorsi per gli alluvionati, bollette sospese per un anno. Questo è quello che fanno a Verona. La provincia aderisce alla sottoscrizione della Caritas, iniziativa di AGSM e Acque Veronesi per Monteforte, Soave e San Bonifacio. Questa è la notizia da confrontarsi poi con quella che invece è una presa in giro a Vicenza. Vediamo come è presentata a Vicenza. Allora, a Vicenza invece l'EIM danno la possibilità di pagare la bolletta con 7 giorni di ritardo senza mora. Ecco qua, l'EIM prende per il CO i vicentini chiedono le dimissioni del direttore EIM. Le bollette EIM Energy concede ai propri utenti una proroga di 7 giorni per il pagamento delle bollette in scadenza i giorni 2 e 3 novembre 2010, ma come buono lei, che potranno essere quindi pagate entro il 10 novembre, va bene? Senza interessi, se no ci saranno gli interessi, va bene cittadini vicentini, ricordate che siete alluvionati, potete pagare entro oggi quello che dovevate pagare il 2-3 di novembre. Questo la fa il Paio, circa questo titolo: i primi soccorsi per gli alluvionati, gli aiuti, bollette sospese per un anno nel veronese, va bene, nell'est veronese, mentre qua nel vicentino potete pagare entro il 10, è quasi uguale la cosa, va bene. E poi andiamo avanti, un altro bel titolo: 8-11-2010, alluvione ricoletta del PD in sopralluogo, l'Italia intera deve chiedere scusa al Veneto e anche a Vicenza per l'indifferenza sin qui dimostrata, va bene. Questo è tanto per cominciare a raccontare gli avvenimenti vicentini, che sono raccolte centinaia di firme in appoggio al comitato alluvionati, che respinge le intimidazioni portate al portavoce del comitato alluvionati avvenuto nella giornata di venerdì 5 novembre da parte di un altro portavoce di un alto esponente politico della città. Non solo, ma le intimidazioni si sono ripetute anche nella giornata di sabato 6 novembre 2010 da parte di un assessore del comune di Vicenza di fronte a un giornalista del Gazzettino, il quale, intimidito o non serio professionalmente, ha derubricato l'aggressione, e quindi qui noi stigmatizziamo questo modo di lavorare di certi giornalisti
giornalisti, cronisti dell'ultima ora, che probabilmente sono interessati ad altro più che alla cronaca. Va bene, ma intanto, aspettando che arrivi il Presidente della Repubblica, il Comitato ha chiesto la moratoria della spesa della residenza del Presidente con devoluzione al Comitato Alluvionati dell'1 al 2 novembre 2010, e poi è stato chiesto la moratoria delle auto blu con il risparmio pure devoluto agli alluvionati. Poi c'è stata la richiesta dell'eliminazione di compensi ad ogni livello dei politici portaborse, come fu decretato dalla maggioranza degli italiani in un recente disatteso referendum vinto da chi aveva chiesto che non venisse dati soldi ai partiti. Invece qui siamo andati proprio alla parte opposta. Siamo andati alla parte opposta, la volontà popolare docet. Va bene? Ecco, nel caso di risposta negativa o insufficiente, il Comitato chiede le dimissioni di tutti i responsabili della città, della provincia, della regione, dello Stato e degli enti. Va buon. Mentre il Comitato ha chiesto la moratoria delle bollette ricevute di qualsiasi natura di entità di 700 giorni, la moratoria delle bollette di telefonia mobile fissa per 700 giorni, la moratoria degli interessi, la moratoria del pagamento delle bollette rifiuti solidi urbani per 700 giorni, l'esenzione dall'IRAP per il fine 2010 e per tutto il 2011, questo per i commercianti, e la moratoria delle bollette IM per 700 giorni. Queste sono alcune richieste, ma poi c'è la richiesta di consentire delle giornate di distaccamento per intervenire nelle proprie case, perché molti portaborse hanno vietato, hanno detto no, prendetevi le ferie, invece il contratto nazionale del lavoro prevede all'articolo 19 del 1995 che in caso di calamità nelle proprie case, vuoi gli allagamenti come in questo caso, vuoi un incendio, vuoi un furto eccetera, il pubblico dipendente o il dipendente ha diritto di giorno o giorni per rimettersi a posto la casa. Ma qualcuno qui a Vicenza si è dimenticato, qualche portaborse si è dimenticato. Va bene. E poi abbiamo chiesto alleggerire i vincoli e gli obblighi delle famiglie e delle aziende nei confronti delle banche. Alleggerire i vincoli e gli obblighi nei confronti degli enti erogatori di servizi e dell'erario, degli enti previdenziali e assicurativi, sostegno per i danni subiti, e poi che ci sia il concorso dell'assicurazione del comune, visto che era il comune che doveva impedire che quest'acqua venisse fuori, e anche poi in concorso con le assicurazioni invece delle automobili e dei condomini, si mettono le mani sul portafoglio e cominciano a scucire dei danni subiti. Va bene? Invitiamo le famiglie a riunirsi ancora di più a questo comitato, che ormai ha centinaia di adesioni, e in più chiediamo che
se qualcuno può o vuole, faccia un versamento presso la Banca Popolare di Vicenza, agenzia numero 16, sul conto corrente Asso AR IBAN IT 96 MO 57 28 11 8131 2857 0463 547, precisando la causale pro alluvionati. Se qualcun altro vuole dall'estero può aggiungere lo SHIFT, che è BPV IT 22128. Anche €1 può aiutare il Veneto. Versalo. A tutto il mondo questo appello, va bene? E qui abbiamo esaurito questo primo argomento ed ora ci avviciniamo all'altra, alla notizie generali. Sempre sul Veneto c'è grande polemica. Allora Maltempo, Zaia dice 300 milioni di euro sono essenziali per la ripresa nel Veneto, e poi riprende, questo lo dice l'agenzia giornalistica Italia, e invece la Gazzetta dello Sport dice le 8.000 aziende fermate dalla piena, il Veneto conta i danni. Maltempo, Veneto, Berlusconi, anche i fondi dell'Unione Europea. Venerdì visita del Presidente della Repubblica. Agenzia di stampa Asca. Maltempo, Zaia, Premier in Veneto, non è stata passerella. E poi arriva il Presidente della Repubblica, dice in Veneto gente straordinaria che va sostenuta, dobbiamo essere vicini al Veneto, il Veneto merita di essere aiutato. Pensaci, meritiamo di essere aiutati, perché non siamo mica noi quelli che aiutano gli altri, sono gli altri che aiutano noi, perché delle 70 miliardi di euro che si mandano a Roma ne tornano qua neanche 20, c'è una piccola disparità tra quello che si manda e quello che ritorna. Però ogni tanto sentire che ci meritiamo anche di essere aiutati fa molto ma molto piacere e dà tanto coraggio, e ringraziamo perché siamo educati. Mentre c'è Bertolaso che ipotizza 500 milioni di danni ANSA, però probabilmente vediamo se parla dell'Italia o del Veneto. La prima stima i danni provocati che ha colpito il Veneto è di 500 milioni, lo ha detto il capo della protezione civile e lo dice con l'ANSA.it. Oppure un altro titolo, e andiamo a concludere: Maltempo, Bertolaso in Veneto, oltre 2000 persone fuori casa. Grazie se ci avete ascoltato, vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata, e dal Production Isole Sparse Renato De Palma.